Pensavo che le espulsioni e i dissidenti appartenessero solo al Movimento 5 Stelle, ma non è così. Questo è il commento del candidato alla presidenza della regione del Partito Democratico Alessandra Moretti alla spaccatura in Casalega. L'ex europarlamentare continua il suo giro nei 579 comuni del Veneto, affermando di essere più concentrata a sentire i bisogni dei veneti dopo oltre un ventennio di centrodestra che ad assistere alle epurazioni degli avversari politici. Alessandra Moretti che punta più a confrontarsi sui temi pratici che sul piano politico con l'attuale governatore Luca Zaia, anche se non manca di sottolineare come la Lombardia continui a dettare legge anche sul Veneto. Di diverso avviso l'altro candidato alla presidenza veneta, proposto del Movimento 5 Stelle, che vede in tutta la vicenda una sorta di accordo sotterraneo tra Tosi e la Moretti. Tosi corre fra le braccia della Moretti cercando di portare via voti a Zaia, ma in verità quello che fa perdere tempo a tutti i veneti che hanno bisogno di risposte concrete. Quello che noi stiamo facendo in questi giorni, il nostro consenso continua a salire, le persone continuano sempre più forte a farsi sentire con noi. Perché? Perché noi diamo risposte immediate, 25.000 euro per ogni imprenditore. Sono soldi dei nostri stipendi che ci siamo tagliati e rimandiamo indietro a tutti i cittadini.